Esaurite anche le proiezioni di Mezzanotte al Lido, la 78esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia si avvicina al weekend con un sold out, degno dei tempi migliori. Del resto, oggi è la giornata di due tra i film più attesi dell'intero programma, messo insieme dal direttore Alberto Barbera. Dune di Denis Villeneuve ha un cast stellare ed è uno dei titoli più attesi dell'anno, che sbarca finalmente in Laguna. Adattamento dell'omonimo romanzo, già portato sul grande schermo, è un remake ambientato in un lontano futuro. Il duca Oscar Isaac acquisisce l'incarico di governare il pianeta, meglio noto come Dune, un luogo dal quale scaturisce naturalmente una sostanza che allunga la vita e conferisce agli umani poteri psichici, oltre a rendere possibili i viaggi nello spazio. Nonostante la pericolosità di tale incarico, il protagonista si trasferisce su Dune insieme alla concubina, al figlio e ai suoi più fidati consiglieri. C'è poi Spencer, omaggio a Lady Diana a 3 giorni dall'anniversario della morte dell'amata principessa. Il regista cileno Pablo Larraín ha fatto ricerche accurate, ma ovviamente l'opera è essenzialmente di fantasia e non può che immaginare cosa sia successo dentro i palazzi della corona nel weekend del Natale del 1991. La famiglia reale è qui riunita come tradizione a festeggiare. Proprio in quei giorni però la principessa prende la decisione più importante della sua vita e il film immagina i dubbi, i pensieri e le paure. Diventare regina e tenere in piedi il teatrino del più grande amore accanto a un uomo che ormai non ama, oppure scegliere la libertà. E il film regala un finale a sorpresa.